Aria fritta è un concetto gastronomico, un benvenuto di riflessione per far capire ai nostri clienti che stiamo vivendo un momento storico dove il nulla è sempre più importante. Contenuti volatili scorrono senza significato, dimenticando sempre di più i veri valori della vita, poter friggere un'aria. Quindi abbiamo pensato a una nuvola di tapioca che andiamo a cucinare in forno e poi successivamente friggere. Dopo aver fritto andiamo ad asciugare, l'importante è asciugare molto bene, quindi carta assorbente, poi andiamo a avvolgerlo nella carta in modo da eliminare tutto il grasso. Poi la cosa simpatica è che per dare quel tocco di aria, giustamente, andremo a inserire un po' di ozono, quindi dare quell'effetto di alta quota o di saetta lampo in un temporale. Quindi per 10 minuti andiamo a inserire dell'ozono in modo da dare quel tocco alla tapioca di aria alta quota. Quindi dopo 10 minuti andiamo a servirle in un sasso. Vedete comunque la trasparenza, questo è importante per farvi capire proprio l'effetto di aria. Poi per sgrassare un po' in sala viene spruzzato dell'aceto che facciamo noi, e quindi abbiamo una maionese vegana ai pomodori secchi. L'aceto ci permette di togliere quella grassezza magari rimasta nell'aria con la frittura.